Allora, un momento commovente: è finito il play-out tra Roma Calcio 8 e Tony Ponzi Investigazioni, l'hanno portato a casa i ragazzi della Roma, che però tutti e tre questi giovani ragazzi della Roma vogliono farci un annuncio. Chi parla? Capitano. Capitano. Beh, allora, innanzitutto siamo contenti per il risultato conseguito perché comunque è stata una stagione particolare e adesso valuteremo il da farsi, soprattutto diciamo noi tre perché tu ci hai dato dei giovani ma cominciamo a essere un po' vecchiotti, quindi vediamo che cosa fare. Abbiamo alcune richieste in Serie B, quindi logicamente lì è un campionato dove per noi in questo momento rimane più facile. C'è un nostro carissimo amico Pasquetto che ci ha chiesto di andare lì, vediamo un attimo come si evolverà la situazione con la Roma Calcio 8 perché ci sentiamo un pochettino inadeguati in questo campionato Diciamo in che questo forse momento. questo era il canto del cigno, questa salvezza e dopo stagioni gloriose forse è il momento di lasciare spazio ai più giovani. E vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno insomma supportato tutti questi anni. Scusate se mi permettete una dedica speciale a Fabrizio Puri, che è la Vero. nostra mascotte e è il nostro motivatore personale. Che poi fondamentalmente è l'unica persona che dentro lo spogliatoio, scusate, mastica un po' di calcio, ma è l'unica persona che fa tutto tranne allenare. Grazie. Grazie.